Benvenuti, come ogni settimana ci siamo anche oggi con Borghi d'Italia e vi porteremo alla scoperta di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone, 420 metri sul livello del mare, più di 13.000 abitanti ripartiti tra il borgo antico e le altre frazioni. Scopriremo tante curiosità nel corso della puntata, incontreremo il sindaco, il parroco, una guida turistica, poi la gastronomia ma anche il dialetto, poi l'assessore alla cultura ci presenterà le manifestazioni, ma iniziamo il nostro itinerario con il sindaco. Monte San Giovanni Campano, meglio conosciuta come città dell'olio, regina dell'olio, è situata sulla destra del fiume Liri, nel Lazio meridionale, nel cuore della Ciociaria. È costituita da 5 frazioni oltre al capoluogo: Porrino, Caiamari, Anitrella, Colli e Lucca. Abbiamo un incantevole borgo, un borgo medievale formato da un nucleo fortificato, il castello, e intorno un abitato che scende a valle in basso a forma di anelli. Un castello ben conservato, possiamo ammirare le carceri dove venne rinchiuso San Tommaso d'Aquino dai propri genitori per distoglierlo da quello che era la sua vocazione religiosa. Nel castello abbiamo 2 magnifiche torri, la famosa e conosciuta torre pentagonale. Poi abbiamo l'altra torre, la torre quadrata, qui vicino a noi, la torre quadrata così chiamata la torre Maschio, che è vicino al suggestivo piazzale della Corte dove ci troviamo noi, da dove possiamo godere veramente un incomparabile panorama che ci circonda, tutta la vallata e tutti i 10 comuni contermini al comune di Monte San Giovanni Campano. La poderosa cinta muraria, di cui possiamo ammirare solamente alcuni tratti, proteggeva il lato nord-est, mentre le altre versanti erano resi sicuri e inaccessibili dai forti pendii e dagli strapiombi. Le porte medievali erano 5, di cui possiamo ammirarne tutt'oggi 3. Il gonfalone di Monte San Giovanni Campano, ovvero lo stemma di Monte San Giovanni Campano, raffigura San Giovanni Battista che afferra con la mano sinistra la sua tipica croce, poi accompagnato sulla destra le chiavi di San Pietro con sull'ombrello. E nella piazza Guglielmo Marconi di Monte San Giovanni Campano svetta la collegiata intitolata a Santa Maria della Valle. Andiamo a conoscere il parroco, ma poi restate ancora con noi perché presenteremo le tipicità.
Siamo nella chiesa madre del comune di Monte San Giovanni Campano, dedicata alla Madonna del Suffragio, che la comunità parrocchiale venera in modo ininterrotto anche durante i due grandi conflitti mondiali dal 1632. La chiesa è stata costruita in 3 tempi, la prima parte qui sul presbiterio, 1500, il resto nel 1700, la volta nel 1845. È stata aperta al culto il 22 febbraio del 1632, pochi giorni prima dell'arrivo dell'immagine della Madonna del Suffragio che ci donò Papa Urbano VIII. La corona che vedete adesso sul capo della Vergine fu donata dalle donne di Monte San Giovanni Campano come voto, ex voto, perché i mariti che erano in guerra al fronte nella prima guerra mondiale tornassero a casa sani e salvi. È la chiesa matrice del comune, la Madonna del Suffragio è la patrona di tutto il nostro bel comune, il cui patrono è San Tommaso d'Aquino, che è qui tra le mura della città, nel castello natale, di proprietà della famiglia, vissuto, secondo gli studiosi, soprattutto i padri domenicani, dal 1242 al 1244. La chiesa ha avuto diversi rimaneggiamenti, la volontà dei parroci miei predecessori, della bontà del popolo di Monte San Giovanni, la grande devozione alla Madonna del Suffragio hanno arricchito la chiesa negli ultimi 50 anni di opere che hanno rivisto la luce attraverso il restauro di tutta la pittura della chiesa, che vive momenti molto belli durante tutta la vita dell'anno liturgico, in modo particolare la domenica dopo Pasqua. L'attuale Santo Padre è stato qui un anno prima dell'elezione, giusto un anno prima, a onorare la Vergine del Suffragio, ancora il Cardinal Ratzinger, e quando lo abbiamo rincontrato in udienza ricordava ancora, dice: oh, la Madonna che scende, con tutti i pensieri che ha il Papa nel cuore, ricordava il rito suggestivo della discesa. La Chiesa ha avuto tante persone che l'hanno amata, ne abbiamo 2 in modo particolare, qui Papa Pio IX, e qui il suo sottosegretario di Stato, il cardinale Carlo Vizzardelli, la cui mamma era di Monte San Giovanni Campano e curava gli affari del Papa durante l'esilio a Gaeta di Papa Pio IX dopo la breccia di Porta Pia. Abbiamo all'interno della chiesa opere molto belle del Cavalier d'Arpino, di Maratta, di Balbi, che ha lavorato molto nella Certosa bellissima di Trisulti, i cui padri certosini hanno avuto molto a che fare con noi per la presenza giù della chiesa di San Pietro in Canneto, la più antica della diocesi e la più antica della città e di tutte le altre comunità parrocchiali e chiese non parrocchiali del comune. Chi ha lavorato con generosità per lasciarci questa e le altre chiese, quando le hanno fatte si sono tolti il pane dalla bocca. Noi quando lo facciamo diamo il superfluo, loro si sono tolti il pane dalla bocca, come in tante migliaia di esempi in tutto il mondo, soprattutto nella nostra antica, bella e qualche volta stanca Europa. E così vale anche, credo, per il nostro Paese e per le nostre chiese. Il territorio di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone è molto vasto, maggiormente occupato da oliveti, il prodotto principe è l'olio, quindi adesso scopriremo le tipicità, ma poi restate con noi perché conosceremo anche la storia del luogo. Ci troviamo nel Monte San Giovanni Campano
e con l'occasione abbiamo preparato questa serie di prodotti tipici del territorio, piatti tipicamente nostri, della salsiccia ciociara, che è un prodotto tipico del comune di Monte San Giovanni. Viene usata esclusivamente la polpa della coscia e della spalla del maiale. Sempre degli antipasti, è ottima questa frittata fatta con l'ipsosus, che è in dialetto noi la chiamiamo i soffricoli, sono delle erbe spontanee che sono ottime per realizzare questi antipasti e abbinate anche con questi altri prodotti poveri tipo l'uovo. Gli asparagi di bosco, che vengono usati sia per fare i primi piatti abbinati con i tagliolini o con qualsiasi altro tipo di pasta, oppure l'abbinamento per esempio della cicoria di campa, dell'erba Santa Maria, queste cicorie selvatiche che si trovano in abbondanza, rivisitate e ripresentate in modo diverso. Per esempio la minestra col pane sotto, sempre con questa cicoria che è fatta non solo di cicoria ma da varie tipologie di erbe. Abbiamo le classiche sagne e fagioli che per tradizione noi le mangiamo a Ferragosto. La polenta che praticamente noi l'abbiniamo con i funghi di stagione in base al periodo, e anche il tartufo che è presente nel nostro territorio. E qui abbiamo ripresentato per esempio le patate fatte col pomodoro, con il pecorino, piatti che davano molta sostanza e energia soprattutto per il lavoro dei campi. I tagliolini, che qui in dialetto li chiamiamo i taglierini, sono un po' la base della nostra tradizione come abbinamento. Infatti qui li troviamo anche abbinati con i ritagli di pollo, che è un classico abbinamento di Monte San Giovanni Campano. Ci sono diversi panifici locali che propongono delle molteplicità di prodotti panificati che sono ormai famosi in tutta Italia, tipo le ciambelle scottolate, che è un altro prodotto specificamente tipico di Monte San Giovanni, prodotto che non si trova comunemente, che normalmente l'abbiniamo con dell'ottimo vino, e l'olio, che praticamente a Monte San Giovanni abbiamo una produzione olearia importantissima. Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, ha una storia antica, dimostrata anche dal castello rimasto intatto, quindi andiamo ad incontrare una guida turistica che ci parlerà sinteticamente della storia, ma poi restate ancora con noi perché abbiamo altre curiosità. La storia di Monte San Giovanni Campano è una storia antichissima che inizia con la distruzione delle antiche Cereate Mariane. Infatti, quando i Vandali invasero quel territorio, le popolazioni si rifugiarono verso i monti, verso l'alto, e quindi iniziarono la costruzione dei primi abitati. Attestazioni storiche però se ne hanno a partire dall'XI secolo con le fonti scritte, che parlano di una donazione che viene fatta dai proprietari di questa zona al vescovo di Veroli, il vescovo Leto. È da quel momento che Monte San Giovanni rientra nelle pertinenze dello Stato della Chiesa. Passava qui la linea di confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie e di conseguenza il paese vivrà alterne frequentazioni. In maniera particolare ci sarà il passaggio di Barbarossa e sarà però la distruzione del terremoto del 1184 a portare la rovina dell'intero centro abitato, che verrà ricostruito e fortificato in maniera ancor più possente.
Sarà però nel 1495, con il passaggio di Carlo VIII d'Angiò, che portava al suo seguito 60.000 uomini e l'artiglieria leggera, che questo castello viene completamente bombardato. Possiamo dire che qui furono provati gli effetti deleteri della polvere da sparo. Fu anche questo il motivo per il quale venne poi decisa la Lega di Fornovo, dunque per ricacciare il re e rimandarlo verso la Francia. Il castello passava durante i secoli di volta in volta da un proprietario all'altro. Certamente la sua fama è dovuta alla famiglia dei d'Aquino, i d'Aquino che nel Medioevo posseggono questo castello e che prima sono fedeli ai siciliani, successivamente al pontefice, e che poi invece si rialleano con Federico II di Svevia. Tommaso d'Aquino, contro la sua volontà, per 2 anni viene imprigionato nel castello di Monte San Giovanni, e soltanto grazie alla sorella, ma probabilmente all'intervento anche di Innocenzo IV, riuscirà poi a dirigersi di nuovo verso Napoli e successivamente verso Parigi, verso Colonia, per entrare una volta per tutte nell'ordine dei Domenicani. Questo castello vide anche la presenza della famiglia Colonna, tanto è vero che la castellana di Monte San Giovanni Campano fu Vittoria Colonna. Tanta è la storia che si può raccontare tra i vicoli del paese e nelle sale del castello. Andiamo ad incontrare l'assessore alla cultura e al turismo del comune di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, per scoprire le iniziative proposte nel corso dell'anno, ma poi restate ancora con noi perché ci recheremo nel convento dei Cappuccini. Le manifestazioni che si organizzano nel nostro centro storico sono calendarizzate da 3 periodi diversi dell'anno. Si parte adesso a marzo con le celebrazioni di San Tommaso d'Aquino, patrono della nostra città, e all'interno di queste giornate verranno svolti convegni di teologia su San Tommaso, rappresentazioni teatrali che riguardano sempre la figura di San Tommaso, oltre che presentazioni di scritti, libri, testi da storici scrittori locali. Si va poi nel periodo estivo, luglio-agosto, dove le manifestazioni saranno all'insegna delle attività culturali, musicali, folcloristiche, arte. Abbiamo il rally Ronde Città di Monte San Giovanni Campano. Si passa poi a quelli che sono gli eventi musicali, qui in questa splendida piazza Corte, dove ci saranno 5-6 serate con musica al monte ed degustazioni di gastronomie locali. Poi sarà tutto contornato da vari artisti di strada che verranno dislocati nei borghi antichi. Si passa poi anche qui a un spettacolo di eccellenza che è il Sound Weave Festival, musica blues, rock ed altro, che verrà svolta in 3 giorni a Piazza Marconi, la piazza centrale del nostro comune, dove parteciperanno artisti di fama internazionale. Si passa poi al periodo dove abbiamo la tradizionale festa dell'olio, che sarà caratterizzata dall'allestimento di numerosi stand gastronomici di prodotti tipici nei vari comuni della provincia, e qui la parte del Leone la fa l'olio. Infine si passa a quello che è il programma, diciamo, il calendario natalizio, che va dal 20 al 6 gennaio. All'interno di queste giornate saranno organizzati concertini di musica classica
come canti gospel, e il tutto viene svolto all'interno della nostra chiesa madre, la chiesa collegiata della Madonna del Suffragio. E Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, è legato alla figura di San Tommaso d'Aquino, ma anche a quella di San Felice da Cantalice. Quindi andiamo a conoscere il convento dei Cappuccini, ma poi restate ancora con noi perché arriverà il momento del dialetto. San Felice da Cantalice qui ha messo il suo piede quando, facendo il noviziato a Fiuggi, come tutti i religiosi prima di professare, se non che si è sentito male, una febbre quartana l'ha costretto a letto, per cui i frati decidono mandiamolo a casa. Il padre maestro si oppose, ma questo è tanto buono, perché aveva 30 anni, cerchiamo di mandarlo in un convento salubre dove, riprendendosi, possa, se si riprende lo salviamo, è tanto buono, altrimenti lo rimanderemo a casa. Viene qui, non appena arriva qua si rinfranca subito. Termina il suo anno del noviziato e quindi la cosa più grande, che io alzo pure la voce con emozione, questo è il motivo per cui il convento di Monte San Giovanni acquista la sua importanza. Agganciato alla lettera che il padre generale, successore di San Francesco ai tempi nostri, che ha fatto, indicendo l'anno feliciano, fate celebrazioni, iniziative, perché è un grande santo, non solamente uno dei tanti santi dell'ordine nostro, ma il capostipite, il modello, per cui celebratelo in ogni modo. Capirai, io sono 7 anni che lavoro in questo senso, qui sono già 5 anni mi sembra, e ho lavorato tanto per poter mettere in evidenza questa realtà, anche perché ho iniziato un movimento di spiritualità già a Città Ducale, e qui continuo, l'ho allargato, degli amici di San Felice. E un abitante del luogo in dialetto vi convincerà a visitare Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone. A tutti quelli che vogliono venire agli monti, io mi metto a disposizione e ci faccio fare un giro di tutti i paesi. Ci faccio vedere i castelli, no, perché già ci stanno quelli che gli spiegano. I rioni degli ebrei, le chiese, le porte e tutte quante le altre monumenti, ma è inutile che mi metta a elencare. Perciò rivolgo a tutti quanti quelli che vedono la televisione, venite qua a Monte San Giovanni, al capoluogo, è un centro storico che veramente vi dà una cultura che forse i paesi vostri non gli tiene. Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone vi aspetta, come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto
con il cuore. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito e noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Viva l'Italia e ciao!